Ok, in questo video voglio parlarti di cervicalgia. Cosa bisogna fare per ritornare a stare bene? Tutte le cose che ti dirò saranno cose inizialmente strane, perché nessuno te le ha mai dette, ma che molte volte vengono o tenute nascoste perché non se ne sa molto ancora di queste terapie, oppure perché non fanno fare soldi ai terapisti. E quindi se non fanno fare soldi ai terapisti, perché devo insegnarti delle tecniche che puoi usare quando hai male, quando senti dolore, e non devi costantemente andare dal terapista, dall'osteopata, o prendere delle pillole antinfiammatorie o antidolorifici per stare bene. Questo video ti spiegherà per filo e per segno cosa fare per ritornare a stare bene se soffri di cervicalgia, ma anche se soffri di altri dolori persistenti, perché molti dei dolori persistenti, anche se sono apparentemente scollegati uno dall'altro, perché magari hai dolore alla cervicale e l'altro lo senti nella zona pelvica o nel mal di schiena, in realtà sono molto collegati, la maggior parte di questi. Ovviamente questo è un video dove non ti farò una diagnosi, perché non faccio diagnosi io su YouTube, è un video educativo che ti spiega perché potresti sentire dolore. E mi raccomando, vedilo fino alla fine, perché questi video sono gratuiti, ma dovrebbero essere molti a pagamento, perché molti mi dicono perché dai così tanto valore su YouTube a gratis, se poi in realtà potresti dire queste cose a pagamento. Vero? Le voglio dare a gratis perché io le ho avute tramite i video e tramite, diciamo, corsi educativi che ho fatto per me, e sono mi hanno talmente cambiato la vita che non posso che non darli gratis. Poi le strategie, cosa fare per stile e per segno non te lo dirò qua, ma almeno hai capito come, cosa fare per ritornare a stare bene, che non è niente di quello che probabilmente hai fatto fino ad oggi. Ok, andiamo direttamente alla lavagna che ho preparato per te. Quindi parliamo di cervicale, ok? Cervicalgia in particolare. Algia vuol dire infiammazione. Quindi infiammazione nella cervicale, che non è per forza l'infiammazione che crea il dolore, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, che non è che altro un'ipersensibilità del sistema nervoso. Questi sono i tre miti che si dicono quando si ha la cervicalgia, ok? O dolore alla cervicale, che potrebbe essere instabile, che potrebbe essere debole, che potrebbe essere infiammata. E questo ve lo diranno tutte le persone che trattano la cervicalgia con degli approcci manuali o comunque fisici. Ora, io sono un terapista che arriva con un background in fisioterapia. Prima della fisioterapia ho fatto il massaggiatore per diversi anni, veramente tanti anni, quindi arrivo da un approccio manuale, fisico, che poi ha capito che quell'approccio per i dolori persistenti non funziona sempre. Anzi, la maggior parte delle volte non funziona, perché va a darti una mano nel punto fisico, nel tuo corpo, ma non ti va a dare una mano sulla radice del dolore. E adesso ci arriviamo, qual è la radice del dolore? Perché quando ti dicono che è instabile, debole e infiammata, in realtà ti stanno dicendo non una fesseria, ma non ti stanno dicendo tutta la verità? Perché se fosse instabile, se fosse debole, se fosse infiammata, se fosse questo veramente il problema, l'avresti risolti con delle terapie che vanno a dare supporto a quei deficit. Vuol dire che sei instabile, se quello veramente è il problema, l'andresti a risolvere con del rinforzo muscolare. O debole, andresti a risolverlo con del rinforzo muscolare. Cosa vuol dire? Che i tuoi muscoli fanno dell'allenamento fisico con un fisioterapista, ok? O con un personal trainer, e inizi a sentire meno dolore. Oppure se è infiammata, prenderesti degli antidolorifici o degli antinfiammatori e ritorneresti a stare bene. Però se stai guardando questo video probabilmente non ti trovi in una situazione di questo genere, perché la causa, la reale causa, non la stai andando a curare, stai andando a curare il corpo, e qui c'è già un problema: pensare che il tuo problema sia relativo al corpo. Io in questo
video invece voglio farti capire che il problema non è nel corpo. Di cervicalgia cronica, anche qualora tu avessi preso un, tra virgolette, colpo di frusta, non è che quel colpo di frusta ti ha instabilizzato o ti ha reso debole quella cervicale. E questo non te lo dico perché voglio convincerti, te lo dico perché io ho sofferto da cervicalgia per 5 anni, ho subito più di due car crash, come si dice in italiano, che non mi ricordo mai quando si parla in italiano, a volte mi confondo, incidenti stradali. Quindi li ho subiti anch'io, oggi sto benissimo senza terapie manuali, ok? Senza terapie manuali, senza terapie fisiche. Faccio sport perché mi piace, perché mi fa stare bene a livello mentale, vado a fare dei massaggi perché mi fa stare bene a livello mentale, ma non vado a farmi fare dei massaggi, non vado a farmi fare delle terapie fisiche mirate al mio collo, perché non è il problema nel corpo. Aspettami, perché non è che se tu pensi il problema nel corpo allora te lo inventi, no. Queste cose qui abbiamo capito che sono false, ok? Perché se erano vere avreste risolto con delle terapie che vanno a rinforzare e a stabilizzare la colonna o a disinfiammare la cervicale. Quello che invece è vero, o almeno nella maggior parte dei casi, è che il tuo sistema nervoso è ipersensibile. Ciò cosa vuol dire? Che il cervello dà costantemente questi segnali al corpo, in queste zone del corpo, guarda caso sono molto vicine al cervello, che quella zona del corpo deve essere protetta e quella zona del corpo va in tensione, va in protezione. Quindi quando noi parliamo di instabilità, debolezza e infiammazione, stai già dando dei segnali al tuo cervello che è il tuo corpo che non va bene. È molto importante come parliamo, è molto importante le cose che ti dicono, le cose che capisci riguardo alla tua problematica. È il cervello che ti dà dei segnali a livello cervicale che quella zona deve essere in qualche modo protetta. E deve essere in qualche modo protetta perché? Non per questi motivi qua, ma per questi motivi qua, che sono ansia, emozioni represse, paura di muoversi. Ok? Approccio psicologico cognitivo. Perché l'ansia? Perché le emozioni represse? Perché la paura di muoversi. Andiamone una per uno. L'ansia. Ora, non esiste una persona che ha cervicalgia da molto tempo, non sa cosa fare, non riesce a capire qual è il problema, che non sia in ansia. Ok? Quando parlo di ansia può essere semplicemente un sintomo, magari, del non dormire bene, dell'essere costantemente in ipervigilanza per la propria problematica, costantemente sentire questo dolore, questi sintomi al collo e pensare, oh Madonna, sta arrivando di nuovo, chissà cosa succede adesso, magari mi vengono degli sbandamenti, magari mi vengono, non so, non riesco a fare quel viaggio, non riesco a essere focalizzato al lavoro. Queste ansie sono relative quindi al sintomo stesso, oppure ansie per altre problematiche. Possono essere di natura finanziaria, di natura familiare, relazionale, ok? Di ansie ne possiamo avere veramente tante. Ora, queste ansie creano un cervello ipersensibile. Non tutti i casi di ansia creano un cervello ipersensibile. Ci sono persone che sono in ansia e non hanno problemi. Ma nei casi in cui il nostro storico, il nostro passato ha raggiunto un livello critico, quindi oggi abbiamo raggiunto un livello critico dal nostro passato, allora lì il nostro sistema va in ipersensibilità e rilascia questi sintomi. Questi sintomi possono essere rilasciati attraverso il nostro sistema nervoso, comandato dal nostro cervello, grazie la radice del problema è le emozioni represse. Perché le emozioni represse? E perché non avrei detto, per carità, avrei pensato magari allo stress. Non è lo stress che ci crea il problema, è la reazione allo stress che crea il problema. Se la nostra reazione allo stress, qualsiasi stress sia, parliamo di stress psicofisico, non parlo di stress fisico. Stai facendo una maratona, quello è uno stress fisico, ok? Lo stress psicofisico è quello creato
da emozioni represse. Esempio, stai facendo un lavoro che non ti piace, lo fai giorno dopo giorno e magari quel lavoro è anche fisico, ok? Potrebbe essere anche non fisico, stare alla scrivania al computer e avere il capo dietro di te che ti pressa costantemente con scadenze nuove, nuovi clienti da gestire, paga poco, straordinari che non vengono pagati, tante ore di lavoro, arrivi a casa stressato perché non ti piace il lavoro, capisci che, ok, stress psicofisico. E reprimi quelle emozioni perché costantemente ingoi questo stress. Lo reprimi, lo porti dentro il corpo, non riesci a sfogarti, perché l'unico modo per sfogarti è incazzarti e non ti vuoi incazzare perché sai che non vai da nessuna parte incazzandoti, quindi reprimi, ok? Reprimi, incassi, fin quando il tuo corpo non ne può più ed esprime questa ipersensibilità attraverso un cervello ipersensibile, attraverso i sintomi di tensione, dolore. Okay. Quindi emozioni represse è un problema, è un problema. E l'altra è la paura di muoversi. Più sono in ansia, più sento dolore, più non mi muovo per non creare ulteriore dolore. Ecco che qui entriamo in un circolo vizioso di dolore, ansia, dolore. Non finisci più. Ognuno te ne dice una diversa, ognuno ti parla di una terapia che va a aggiustarti il corpo, ti faccio una manipolazione, un scrick e croc e sei a posto. 100 euro, grazie, arrivederci, ci vediamo la prossima settimana o tra 2 settimane. Spero che tu abbia capito o sei in quella direzione dove capiamo che dobbiamo ragionare a lungo termine e non a breve termine. Molte persone pensano che questa terapia che io propongo è una terapia che costa, perché costa probabilmente di più della terapia che vai a fare dal terapista che ti fa una manipolazione. Ma quante manipolazioni devi fare negli anni per stare bene? Probabilmente infinite se non capisci a monte da dove arriva il problema. Quindi la paura di muoversi entra in un circolo vizioso e che poi entra nell'ansia, ok? Ansia e altre emozioni represse, non se ne esce più. Quindi la terapia, andiamo nella pratica. Per quello che ha funzionato per me, ok? Ho sofferto di dolori cervicali per 5 lunghi anni, fin quando ho capito che il problema era psicologico, sociale, cognitivo. Ne ho fatti una marea di massaggi, ne ho fatti una marea di fisioterapia, ne ho fatta una marea di osteopatia, ok? Non voglio dare contro a queste pratiche, perché ho colleghi fisioterapisti, ho colleghi osteopati. Direi mai che non serve l'osteopatia, che non serve la fisioterapia in generale. Però, per quello che mi riguarda, non funziona come terapia per il dolore persistente. Quindi la Mind Body Therapy è la terapia, ovunque, comunque tu la voglia chiamare, ok? Mind Body Therapy può essere anche chiamata terapia psicosomatica, ok? O nella mia azienda, nella mia attività la chiamo neurobalance, no? Una terapia neurobalance, perché va a bilanciare il sistema nervoso. Cosa si fa? Sono 3 cose che si fanno nella terapia Mind Body Therapy e potresti fare tante terapie di Mind Body Therapy, perché se vai a scrivere su Google e scrivi Mind Body Therapy ci sono una marea di terapie. Esempio, lo yoga è una Mind Body Therapy, la respirazione è una Mind Body Therapy. Ma questa Mind Body Therapy che offro, che spiego, che insegno e che da terapista uso ogni giorno, sia per me che per i miei clienti, i miei pazienti, non mi piace parlare di pazienti, mi piace parlare di clienti, e questi sono sempre questi 3 step. Poi cosa ci sta dentro nello step lo si può vedere dopo, ma inizia a capire che questi 3 step ci devono essere sempre, ok? Sempre, in ogni terapia che fai, ogni terapia che fai. E poi ti metto un plus qui, un 4, un bonus, diciamo. Il primo, cognitivo educativo. Questo spazio, questo primo passo è importantissimo in ogni terapia che fai. Tu non ti vai a fare una tecarterapia se non sai come funziona quella tecarterapia, perché la fai quella tecarterapia. L'infiammazione alla cervicale ce l'hai da più di 1 anno, 2 anni, e tende a ritornare. È inutile che andiamo a usare la tecarterapia per disinfiammare la cervicale, che magari è infiammata, ma parliamo di microinfiammazioni e non parliamo di problematiche gravi in cui serve veramente la tecarterapia. La tecarterapia a volte si usa
Anzi, anche qui è ideale nei casi di infiammazione dati da problematiche acute, non croniche di più di 4-5 mesi, ok? Ora, se sentite l'ambulanza, scusate, darà un po' di fastidio. In ogni caso, cognitivo-educativo, quindi spiegare questa cosa che vi ho spiegato io, spiegarla per ogni faccenda. Mal di schiena, cervicalgia, dolore pelvico, disturbi di sbandamento, emicrania, ogni tipologia di dolore ha le sue cause e ha i suoi meccanismi. Ovviamente le persone che incontrerete è difficile, insomma, i terapisti, è molto raro che vi connettono queste problematiche tutte al sistema nervoso, perché siamo, e lo dico malgrado, siamo il sistema medico è un sistema a settori, c'è il reumatologo, c'è il fisioterapista, c'è il fisiatra, ognuno lavora sulla sua parte, ed è stato insegnato che bisogna lavorare così, su compartimenti, in chirurgia, la reumatologia e quant'altro. Invece noi dobbiamo capire che tutto è collegato. E se tutto è collegato, questi 3 punti, cognitivo-educativo, quindi spiegare come funziona il tuo sistema nervoso, per ogni persona ha un problema diverso, ma che è collegato a un unico cervello, ok? Somatico, quindi la pratica somatica in Neurobalance, io insegno il tapping EFT, insegno la mindfulness, ok? Poi ci sono altre pratiche somatiche che si possono fare, la respirazione, ok? Ma non sono qui a dirti adesso tutte le pratiche somatiche che puoi fare e non le devi fare tutte. Te ne scegli una, quella che ti piace, quella che secondo te può andare meglio. Ora, se ti affidi a me e mi chiedi un supporto, io cerco di darti quella che tu hai bisogno, quella che secondo te ti piace anche più fare. Se non ti piace fare il tapping perché non ci credi, perché non lo sai fare, perché lo trovi difficile, ok, facciamo la mindfulness, facciamo la respirazione. Okay? Una di queste però bisogna farle perché dobbiamo connettere mente e corpo insieme. C'è un disbilanciamento tra mente e corpo, cioè il corpo va dalla sua parte quando quando non siamo consapevoli che c'è una connessione tra mente e corpo. Quindi poi l'ultimo passo, che questo qualcuno dice che possiamo non farlo, qualcuno dice che lo possiamo fare. Io dico perché no? Perché non fare questo terzo passo, che è quello che lavora sulle emozioni represse? Ora, tutte queste 3 parti, queste 3 step, lavorano su questa roba qua, ok? Questa roba qui che ti ho detto su. L'espressivo per me è molto importante e io lo faccio costantemente, non sempre, no, ogni giorno, ma è la scrittura espressiva. Ok, la scrittura espressiva, tra l'altro, se non sai come si fa, ho fatto differenti video, però ti invito a guardare la mia guida sulla scrittura espressiva, dove la puoi fare per 7 giorni, vedi per 7 giorni cosa è cambiato, semplicemente seguendo la mia guida, che ti metto in descrizione, link in descrizione, ha un valore che è molto più alto rispetto a quello che paghi, ok? E in 7 giorni capisci cosa può succedere, semplicemente scrivendo, ma non un diario particolare, è semplicemente una terapia di scrittura differente dal diario solito. Cara diario, ti scrivo, ho fatto questo, ho fatto l'altro, no, è diverso. Ma dai quindi in modo alle tue emozioni che sono rimaste, queste emozioni represse rimaste dentro il corpo, di dare voce, darle voce e sentirti quindi meglio, perché dando voce a queste emozioni represse è come aprire una pentola a pressione. Dopo, cosa si può fare? Punto 4, perché comunque non possiamo estremizzare tutto semplicemente dicendo fatti questi 3 punti e starai bene, perché io non è che io ti posso guidare su quella parte lì, ma ci sono molte variabili che ognuno ha differenti. Chi ha problemi in famiglia, chi ha problemi al lavoro. È vero, queste cose qui ti danno una grande mano per abbassare i sintomi, ma fin quando non cambiamo qualcosa nella nostra vita, tenderà a ritornare com'era, no? Quindi tu fai questo per tot settimane, vedi un grande cambiamento
e ne ho visti veramente tanti di cambiamenti, però quando questa cosa poi non la fai più, ok? Perché prendi questa cosa come qualcosa che ti deve aggiustare, quando non la fai più il dolore ritorna. Però quando il dolore ritorna, sai che questa cosa ce l'hai in tasca, la puoi fare, l'hai imparata e ritorni a stare bene. E lì capisci che non c'è nulla di rotto nel tuo corpo, che non c'è nulla di stabile, debole, infiammato nel tuo corpo. Quando si parla di infiammazione, se ne parla troppo, tutto è infiammato. Allora prendiamoci un antinfiammatorio e risolviamo tutto. Ma quell'antinfiammatorio cosa fa? È un palliativo, come la Tecar, come i massaggi, è un palliativo. Se tu vuoi vivere di palliativi, non guardare questo video, non è il mio canale. Il 4 è il movimento fisico graduale. Ok, movimento fisico graduale non vuol dire farti una maratona, a parte che non ce la puoi fare all'inizio, probabilmente, perché hai dolore, ma il movimento fisico graduale vuol dire iniziare da camminare, da fare dello yoga semplice, da fare del nuoto, ma tutto in modo graduale. Non ti fai 10 vasche tutte insieme, se soffri di dolore alla schiena subito, ti fai una vasca, 2 vasche, se ti piace nuotare. Se non ti piace nuotare fai qualcos'altro. Però l'importante è che iniziamo a muoverci con la cognizione che non stai rompendo niente, perché la tua cervicale non è debole, non è instabile, non è infiammata, ma è ipersensibile. Questo deve essere chiaro qua. Dobbiamo sempre pensare al cervello, al nostro sistema nervoso. E cosa succede al nostro sistema nervoso? Succede che va in ipersensibilità per problematiche psicosociali che si risolvono con una terapia mind body di questo tipo: cognitivo, educativo all'inizio, somatico ed espressivo, e in questo momento ti puoi anche muovere. Tutto questo giro, che è un ciclo che continua, perché non è che finisci cognitivo verso somatico e non fai più niente del cognitivo, ma tutto questo ritorna come se fosse un ciclo e usciamo da questo dolore e ansia. Quando si esce vai finalmente a riprogrammare il tuo cervello, e ti prometto che se fai questi 3 step sarai molto meglio in poco tempo. Ed è incredibile come puoi usare queste cose per tutta la tua vita, perché stai facendo una terapia per tutta la tua vita, che puoi prendere dalle tue tasche, tra virgolette, in ogni momento, perché sai le cose che devi fare, non ti devi affidare a un terapista, ok? Ti devi fidare a un altro terapista, a un altro medico. Vedi i miglioramenti, dici ok, ti gasi perché vedi i miglioramenti, il cervello inizia a pensare ok, ce la posso fare, ecco così che si lavora, e ne esci da questa situazione. Ora, ogni persona ha problematiche diverse. Questa è la maggior parte delle problematiche che io vedo ogni singolo giorno, che ho visto per anni. Vedi delle mie testimonianze sul mio canale YouTube, sulla playlist Storie di guarigione, vedi differenti testimonianze che cerco di raccogliere sempre di più. Tra l'altro, se stai guardando questo video e conosci qualcuno che ha avuto benefici con la Mind Body Therapy, fammi sapere, perché mi piacerebbe intervistarlo, portarlo al mio podcast, che se non sai come si chiama Benessere Therapy, come questo canale YouTube, e a quel punto vai a vedere queste testimonianze che sono sia in YouTube che in Spotify. Quelle testimonianze che sto cercando sono principalmente testimonianze che hanno usato il mio metodo. Non tutte le conosco queste persone, perché io seguo persone singolarmente, ma anche dando comunque l'opportunità a un costo più basso di seguire online queste terapie. E queste terapie online sono generiche, quindi ti do la respirazione, ti do questi pacchetti che puoi imparare tu da te, da solo, metterli in pratica e vedere cosa succede. Per qualcuno, la maggior parte funzionano, per le altre piccole parti hanno bisogno di un approccio personalizzato, dove devono magari avere un supporto in più. Ecco che io offro comunque anche quell'altra parte. In ogni caso, questo è un video per farti capire che la cervicalgia è una problematica che si deve risolvere con un sistema, con un approccio, si chiama biopsicosociale, dove corpo, mente, spirito bisogna prenderlo in considerazione, ok? Niente, ho parlato abbastanza. Se ti piacciono questi video,
che sono un po' più lunghi rispetto a quelli che faccio in precedenza, che ho fatto in precedenza, fammi sapere. Farò meno editing del video perché mi piace parlare in modo chiaro, nel senso che ripeto delle cose che magari sono state dette prima, ma non ho uno script qui, non seguo un filo veramente qui davanti a me che mi dice ok di questo, di questo e di quell'altro. Quindi i miei video sono più lunghi degli altri perché mi piace dare il valore alla persona che sta guardando questo video senza farlo rimbalzare da un terapista a un altro terapista, perché voglio che le capisci queste cose e se le capisci, capisci anche dove andare a chiedere supporto. Okay. Niente, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, iscriviti al canale per vederne altri di questi video che li farò, ne farò sempre di più. Questo per me è un lavoro, non è solo un hobby, una passione, quindi puoi guardare il mio sito web benessenoterapy.com dove posso darti un supporto ulteriore a questo già che ti sto dando in modo gratuito. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima.